amiche della Finestra sulla Sicilia, ben trovati. Vi do il benvenuto insieme al nostro caro professore Russo. Anche questa volta, diciamo, in tenuta quarantena, professore, diciamo lontani dal nostro divanetto. Visto che ci siano arrivate tantissime richieste per quanto riguarda l'origine dei cognomi siciliani, io gliene propongo subito uno. Smeraldi. Smeraldi è un cognome ebraico, come abbiamo detto tante volte. Gli ebrei che si stanziavano in Italia provenendo da altri paesi erano tenuti a cambiare il loro cognome di famiglia in uno italiano perché fosse appunto leggibile, pronunciabile e trascrivibile. Il capofamiglia aveva diverse scelte, poteva scegliere in segno di riconoscenza verso il luogo, città, comune, villaggio, paesino, eccetera, eccetera, e che lo accoglieva, il nome di questo luogo, il nome i Messina, i Genova, il tuo stesso Misturaca, sono cognomi ebraici, perché sono nomi di luoghi, di città, di paesi e di villaggi. Poteva anche, se era un commerciante di spezie, sceglieva per esempio fra le sue spezie, cannella, pepe, zucchero, sono cognomi ebraici. Se era un mercante di preziosi, sceglieva di solito il nome di uno dei preziosi i vari rubino, argento. Ecco, è il caso di Smeraldo, Smeraldo, corallo, argento, sono cognomi ebraici. Il fatto che siano diciamo al plurale se non poi cambia. Michela si convertiva, perché poteva accadere anche questo, la famiglia assumeva come cognome il cognome del padrino di battesimo, e in questo caso evidentemente la famiglia perdeva di nome e di fatto completamente la sua identità ebraica. Ah, ecco, questa cosa non l'avevamo mai detta. Ma il fatto che sia al plurale, dico, non sposta nulla. Esiste anche il plurale Smeraldi. Ah, ok. Ecco. Passiamo a Schilirò. Il Schilirò viene dal greco medievale skliros, che vuol dire duro. E anche questo è un'ingiuria, un soprannome dato al capostipite degli Schilirò per la durezza del suo carattere o del suo modo di fare. Scleros, noi abbiamo il termine scientifico sclerosi, sclerotica, eccetera, appunto è l'indurimento. Sclerare, quando uno dice sto sclerando. Ok, quando anche noi diciamo questo termine sto sclerando, però è di uso, diciamo, ecco, sto sclerando. come in questo momento, diciamo, in tanti. Cerebralmente. Zirino. Zirino è diminutivo di ziro, che è un grosso orcio smaltato all'interno e senza manici, dove tradizionalmente si conservavano cereali, olio, vino, eccetera, eccetera. Un parente di Pitarresi, allora. Zirino è parente di Pitarresi. Zirino è anche questo un soprannome, è un diminutivo, abbiamo detto. Fu dato al capofamiglia perché era piccolo e panciuto. Una cosa interessante è questa, che Ziro ha dato origine anche al cognome Zerillo e Inserillo. Ah, ecco. Viene dall'arabo zir, che significa proprio grosso orcio, quello che abbiamo detto. Così abbiamo fatto contento anche gli Inzerillo. Bene, amici. Il siciliano è Inziriddo. Ah, infatti, Inziriddo. Bene, amici ed amiche, spero che vi sia piaciuta questa puntata. Come al solito, vi esortiamo a restare a casa così come stiamo facendo noi. E da me e dal caro professore, alla prossima e buona quarantena a tutti. Buona quarantena, preparata per la fase 2, dalla quale usciremo tutti vivi, sperabilmente. E stiamo di buon cuore, non ingrassatevi, a casa. Fate un po' di sport. Appunto,
come ho scritto in un mio post su Facebook, praticamente si dice che dopo questa terribile esperienza del coronavirus riprenderemo i nostri alti valori. E gli alti valori sono appunto quelli del colesterolo, della glicemia, dei trigliceridi e delle transaminasi. Quindi cerchiamo lì nel possibile di limitarci. Ecco, nutriamoci in questa quarantena moderatamente, non abbuffiamoci e non appunto alziamo i nostri valori. Magari più cultura e meno grassi allora. Alla prossima. Alla prossima, ciao ciao.